L'unione fa la forza e a confermarlo è lo spirito di collaborazione attivato da Unioncamere e Regione del Veneto con un intervento di ristoro destinato alle imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte dalle disposizioni sanitarie. Sì, nei prossimi giorni assieme alla Regione Veneto pubblicheremo il bando dei ristori regionali, a differenza dei ristori nazionali che non arrivano, qui abbiamo una concretezza. Sono di più di 18 milioni di euro, 17 li mette la Regione Veneto e 1 milione li mette il Sistema Camerale Veneto. Comunque sarà molto semplice, i tecnici hanno lavorato proprio per renderlo il più semplice possibile e il più accessibile possibile. Una misura che sarà attivata da Unioncamere Veneto attraverso uno o più bandi rivolti alle imprese aventi sede operativa nella regione. Un aiuto rivolto alla filiera degli eventi, dei trasporti di persone, ma anche intrattenimento, sport, ambulanti con posteggio in aree di eventi e stadi, attività culturali e spettacolo, incluse anche alcune categorie di commercio al dettaglio. Una risposta concreta ad una situazione che non vede aiuti dal governo e che vuole aiutare le categorie fortemente compromesse. Ci sono comunque dei comparti che vanno bene, ne cito uno fra tanti, il mobile, che in questo momento sta rivivendo un momento di ripartenza con numeri positivi e l'agroalimentare continua a essere positivo. Ci sono altri che soffrono molto, lo sport system solo per dirne qualcuno, l'abbigliamento sportivo, le attrezzature sportive sono tutti in crisi. La psicologia dell'imprenditore è data dalla certezza dei provvedimenti, da chi guida la nave, quindi da un ammiraglio o da un capitano, come lo si voglia chiamare, che sappia dove portare la nave, e purtroppo la politica a livello nazionale in questo momento non dà questi segnali.